La regione Friuli-Venezia Giulia, all'estremo nord-est della penisola italiana, tocca i confini dell'Austria e della Slovenia ed è per questo che, grazie alla pluralità delle culture etniche e linguistiche che si fondono non solamente nelle zone confinarie ma sull'intero territorio, si è sviluppata nel tempo una convivenza di genti, di tradizioni, di consuetudini che possono essere sicuramente definite uniche. Questa terra friulana vanta radici profonde che trovano origine nei tempi più lontani. Territorio di conquista per i popoli nordici e per l'impero romano, ha saputo assumere una sua dimensione storica in modo particolare durante il periodo patriarcale. Cuore del patriarcato, della cristianità e della cultura del tempo, ancor prima di Cividale, Forum Iuli, la città d'Aquileia, ove ancora oggi sono conservate preziosamente le vestigia e le testimonianze di quella che era la seconda città romana dopo Roma, fu centro portuale e terrestre per i collegamenti con l'Adriatico ed il Norico attraverso la via Iulia Augusta che percorreva località importanti come Iulium Carnicum. Queste genti, che ancora convivono serenamente, hanno saputo conservare il meglio delle usanze degli avi, arricchendole con gestualità, suoni, canti e costumi e tramandandole alle nuove generazioni come espressione autentica della friulanità. Con questo spirito, l'associazione fra i gruppi folcloristici della regione Friuli-Venezia Giulia ha realizzato quest'opera videografica con l'intento di proporre agli appassionati delle tradizioni popolari una raccolta delle danze più rappresentative delle varie aree geografiche regionali. Nelle singole esecuzioni, i gruppi hanno voluto abbinare alla parte coreutica la posizione paesaggistica dei luoghi celebrati con la danza. Tradizione e cultura nel tempo. Questo è lo slogan con cui presenta la propria danza il gruppo folcloristico Federico Angelica di Aviano. Da un antico manoscritto datato 1850, il gruppo folcloristico Pasian di Prato ci mostrerà la sclave di Nimis. Nimis è un paese situato nelle colline friulane, noto per le purissime acque e per la bontà dei suoi vini.
Poti me de Polipie ci sarà proposta dal gruppo folcloristico Valresia. Un ballo eseguito a croce, chiamato anche danza del raccolto, in quanto veniva e viene eseguito al termine del lavoro dei campi. Chiste je Caprive, il mio bel paese. Questa è Capriva, il mio bel paese. È quanto ci mostrerà il gruppo folcloristico Michele Grion di Capriva del Friuli.
Dalla splendida cornice della chiesa di San Lorenzo a Monte di Buia, il gruppo folcloristico Ballarins di Buie, maestra Emma Paoluzzo, presenta Riquards, Ricordi. I danzerini udinesi di Blessano di Basiliano, in omaggio alla primavera, presenteranno l'Assisile, la rondine, e l'attendono danzando presso un antico mulino della pianura friulana.
Nello scenario del Museo della Civiltà Contadina di Borgo Colmello, il gruppo folcloristico Danzerini di Lucinico, località alle porte di Gorizia, eseguirà l'antica e rustica danza La Roseana. Dal gruppo corale folcloristico Sotlanape di Villa Santina vedremo ora Folklore di Chiarnie, Folklore di Carnia.
Nel piazzale dell'antico castello di Gorizia, il gruppo folcloristico Santa Gorizia eseguirà l'antica danza ottocentesca, il Valsovien. I Ballarins de Riviere proporranno antiche tradizioni del Friuli collinare di confine, del mercato stagionale di Sedula, con una danza originale accentuata dal tipico rumore ritmico degli zoccoli sul selciato.
Il gruppo folcloristico Stuledi, con la sua esecuzione da una vallata dell'altopiano triestino, vuol trovare un felice connubio di canti e danze fra il Carso e il mare. Questo è il nostro saluto a tutti i popoli del folklore mondiale, grazie. Mentre i danzerini